La sedia del diavolo, un altare dove si racconta venissero fatti i sacrifici in onore delle antiche divinità germaniche Thor, Odino, Ostera e Frea. Ci troviamo nell'altopiano dei 7 comuni tra i paesini di Rozzo e Roana in provincia di Vicenza, in Veneto. In quest'area circa 1000 anni fa si stabilirono genti germaniche chiamate Cimbri, provenienti da Baviera e Tirolo, che si portarono dietro tradizioni, la propria lingua e costumi di un sapore pagano. La leggenda racconta che sia anche la dimora del diavolo e il nascondiglio del famoso tesoro dei nani. Questo sito inoltre corrisponde al vertice ovest che, insieme alle vette a est, lo Spritzknotto, e a nord, l'Apenos, formano un triangolo che viene definito magico. In un percorso di 5 km chiamato Giro degli Altari Pagani andrete a scoprire le loro innumerevoli leggende. Ancora oggi gli abitanti della valle, quando vedono degli strani bagliori in questa zona, pensano alla mala sorte.